אז הפרטיזנים לקחו בשבי קבוצה של גרמנים. ורצו להרוג את הגרמנים. יוג'ניו ועוד חבר שלו התנגדו לזה. הם אמרו, אנחנו לא כמו הגרמנים. ואז הם התנדבו להביא את החיילים הגרמנים השבויים לפיקוד של הצבא של כוחות הברית, וכך הם עשו. אחרי שמילאו את המשימה, יוג'ניו והחבר שלו רצו לחזור בחזרה לפרטיזנים. כמובן, בשביל למלא את המשימה, הם היו צריכים לעבור את קו האש, את הקו בין הגרמנים מצד אחד והכוחות הברית מצד שני. Allora diceva che lei Eugenio l'ha conosciuto bene. Benissimo, perché siamo stati insieme per quasi 2 anni in montagna, praticamente nella zona del Famalto e della Scinata. Eugenio parlava della moglie e dei figli. Sì, mi disse che l'avevano deportata a Mauthausen. E io e Eugenio praticamente eravamo addetti all'ufficio di collegamento, all'ufficiale di collegamento, perché Eugenio viaggiava armato, ma che io sappia non ha mai sparato a nessuno. Avevamo messo in essere un campo di concentramento a Massara e anche l'ospedale da campo avevamo noi. Erano tutti prigionieri tedeschi che avevano 31 prigionieri tedeschi e poi il paese lo facevano nascondere lì. Raccolti tutti i pochi particolari che erano rimasti, tagliamo il fronte verso Cortona, perché avevo saputo che gli inglesi erano arrivati al suolo di Cortona. Allora attraversiamo il fronte a Cortona e consegnai, c'era anche con me Eugenio, Aldo Recapito, tutti insieme eravamo, no? Andammo da Ciao Meglio a consegnare questi prigionieri. Ciao Meglio mi lasciò una specie di passepartout, dove su una carta inglese. Bianca da parte della maglia inglese da parte. Se questo è il comandante partigiano, abbiamo l'assistenza. Ma quando arrivavamo lì, guardate, dice, ho bisogno di 2 ragazzi che ritraversano il fronte. E dice, vabbè, ci fa noi, si dice Eugenio. Dice, a mezzogiorno fatemi trovare qui, che vi faccio portare con la jeep sulla linea della prima linea, e poi attraversare il fronte per portare un messaggio alle nostre formazioni partigiane che hanno fatto. A mezzogiorno vado lì. Dico, sono qui per andare bene. No, no, dice, te non fai più niente. Perché? Dice, perché il tuo posto ha preso Angelo Recapito, che era il cognato di Silo Rossetti, che era il nostro comandante. E dice, guardi, dice, Eugenio, lascia questo biglietto. Caro Gigi, prendi il comando dei ragazzi, ti lascio 10.000 lire per le spese. Ciao, un abbraccio, ci rivediamo adesso. Eugenio. Questo biglietto che mi lascia Eugenio. והם נלקחו על ידי הגרמנים וכמובן פונו בצורה ברברית מאוד, יחד עם עוד אזרחים איטלקים. ובסוף הגרמנים הרגו את כולם. זה הטבח שקרה בסן פולו